dell'anno tra Jeff Bezos e Loren Sanchez in una città blindatissima. Arrivano anche Elton John e Lady Gaga. Il sindaco Brugnaro rivela: è Venezia che ha voluto le nozze. Processo ex Mitteni dopo la sentenza. Gli amministratori vicentini puntano sulla maxi bonifica dell'area. Bisogna accelerare le operazioni, dice il presidente della provincia Andrea Nardin. Muore dopo una camminata sulla grappa nel versante trevigiano. Il suo corpo ritrovato questa mattina in un camper a Crespano. La vittima è un uomo di Solagna di 53 anni. Maltempo ieri sera, violenta grandinata a Macerata, Orsago e Gaiarine, bersagliata la frazione di Francenigo in un'abitazione, distrutti i pannelli fotovoltaici appena installati. La disperazione del proprietario e frana a Cancia. Il temporale provoca lo scalzamento di una cisterna interrata fuori uscita di gasolio nel torrente Boite. Il questore di Padova Marco Odorisio ha disposto 7 nuovi DASPO fuori contesto per 7 giovanissimi ritenuti socialmente pericolosi. Nell'anno giubilare una nuova iniziativa porterà i pellegrini dalla Francia all'Italia ripercorrendo i cammini di Sant'Antonio. La partenza questa mattina dalla Basilica. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Questi dunque i titoli di oggi, ma apriamo con una notizia di cronaca giunta proprio pochi istanti fa in redazione. Arriva dalla provincia di Treviso, da Mareno di Piave, dove nel pomeriggio in via Conti Agosti presso la ditta CEDA si è verificato un infortunio mortale sul lavoro. Vittima un operaio di origine indiana di 60 anni, residente a Santa Lucia di Piave. L'uomo è stato travolto da una vasca che conteneva sostanze cementizie, vasca che l'indiano stava pulendo. Il decesso purtroppo è avvenuto sul colpo, quindi nonostante i soccorsi per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono al lavoro i carabinieri e il personale dello Spisal. Su questa ennesima tragedia sul lavoro torneremo naturalmente con maggiori dettagli nel corso dell'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Ed ora cambiamo decisamente argomento, andiamo a Venezia per parlare dell'evento dell'anno, le nozze di Jeff Bezos con Loren Sanchez. Colleghiamoci quindi subito con Lorenzo Maier dall'isola di San Giorgio. A te Lorenzo, buonasera. Buongiorno. Buonasera Marta, a te e ai nostri telespettatori. Sì, ci troviamo qui nell'isola di San Giorgio Maggiore a Venezia, dove molti ospiti sono già arrivati. Tra le persone che si sono viste un paio d'ore fa, la sposa che è arrivata in sopralluogo con un seguito di una ventina di taxi, si è sottoposta ovviamente in un posto riservatissimo al trucco e parrucco, si dice negli ambienti dello spettacolo, e quindi si è preparata per il grande evento. Non si è ancora visto Jeff Bezos, sarà anche difficile trovare le immagini, ma ci proveremo. Qui c'è un imponente sistema di servizio d'ordine. Poi quel che è certo è che in una cornice raffinata e blindatissima sulle note oggi di Matteo Bocelli, qui all'isola di San Giorgio Maggiore ci sarà il fatidico gli ospiti, anche viste le temperature, molti ospiti devono ancora arrivare. Sono in corso i controlli proprio qui davanti a noi delle forze dell'ordine che stanno bonificando anche la riva, e tra le curiosità due, tra le tante della giornata che possiamo dirvi: una coppia di sposi che ha scelto di essere qui e si è realmente sposata oggi nella chiesa di San Giorgio proprio lo stesso giorno di Jeff Bezos e Loren Sanchez, e quindi è stata inseguita dai fotografi. Davvero un bel fuori programma questo. E poi Bill Gates, che nel pomeriggio ha visitato in centro storico le gallerie dell'Accademia, è uscito poi attorniato da una ventina di agenti della security, non ha concesso neanche un selfie ai curiosi che erano lì, che lo stavano aspettando. Tantissimi ospiti in arrivo da qui ai prossimi minuti, ma se sei d'accordo farei vedere il servizio che abbiamo preparato e ti restituisco la linea da Venezia.
L'isola di San Giorgio Maggiore a Venezia è un grande cantiere a poche ore dalle fatidiche e attesissime nozze tra Jeff Bezos e Laurent Sanchez. L'isola è accessibile, i vaporetti di trasporto pubblico a CTV arrivano regolarmente e la sede della Fondazione Cini è aperta. Solo il teatro dove si svolgerà la festa e probabilmente anche la blindatissima cerimonia è blindato e presieduto 24 ore su 24 dal servizio di sicurezza. In mattinata ci sono state le prove degli artisti che si dovrebbero esibire e in serata dovrebbe anche arrivare e poi cantare per gli sposi niente meno che Lady Gaga. Jeff Bezos è stato nelle scorse ore anche a Nicelli, come documenta questa foto che possiamo mostrarvi in esclusiva. Dopo le polemiche di queste ore, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro interviene e rivendica. Siamo contenti che abbia scelto Venezia per festeggiare il suo matrimonio, lui insieme ai suoi amici. È un evento che abbiamo chiesto noi, tramite amici, quando doveva scegliere, abbiamo proposto noi che facesse a Venezia questo evento, per cui siamo assolutamente convinti che questo è uno dei tanti ruoli che ha Venezia. Anche giovedì sera però alcuni attivisti contrari al matrimonio in Laguna hanno proiettato tra fasci di luce scritte di contestazione sul campanile di San Marco. Finché sono ragazzi, ai ragazzi si concede tutto. Noi siamo in un luogo di libertà. La libertà è la libertà per tutti, anche di dissentire. Ecco, diverso sono quelli invece che speculano su quei ragazzi, che fanno la speculazione politica per poi arrivare al no a tutto. Questi sono gente che qui a Venezia sono pochi, ma ci sono. Brugnaro invece si dichiara onorato. Un grande onore, un grande piacere, persone di primissimo piano a livello internazionale, e il fatto che siano americani, per me che sono cresciuto col mito, col sogno americano dell'ascensore sociale, per me è un particolare onore, insomma, perché sono molto lieto e spero che si divertano proprio, che passino e soprattutto siano felici loro due. Ed ora il processo all'ex Miteni dopo la sentenza in primo grado. L'auspicio del presidente della provincia di Vicenza, Andrea Nardin, è quello di procedere velocemente con la bonifica del sito. All'indomani della sentenza per il processo sull'inquinamento da PFAS, che ha chiuso il primo grado con 11 condanne e 4 assoluzioni per i vertici aziendali che si sono susseguiti negli anni alla guida della ex Miteni, con condanne complessive per un totale di 141 anni, la provincia di Vicenza, a cui è stato riconosciuto un risarcimento per danni patrimoniali e non di circa 151.000 euro, ora spinge per accelerare l'iter della messa in sicurezza e bonifica del sito. Per quanto riguarda la messa in sicurezza, sottolineerei il fatto che si sta già operando da oramai circa un anno per mettere tutto un sistema di palancole, quindi praticamente dei pali in acciaio anche con profondità veramente interessanti, oltre i 30 metri, che dovrebbero impedire la fuoriuscita dell'acqua nel torrente lì vicino, e poi dei pozzi di mungitura attraverso i quali viene prelevata l'acqua e viene filtrata prima di essere reimmessa in circolo. Questo è il progetto di messa in sicurezza con il quale stiamo cercando appunto di far sì che i PFAS non escano più dal sito coinvolto. In contemporanea si sta lavorando in conferenza dei servizi per quello che è il progetto di bonifica vero e proprio, nel quale gli enti coinvolti e anche i soggetti che ieri sono stati condannati stanno già lavorando per un progetto di bonifica che mi auguro potrà essere disponibile quanto prima e quindi poter essere attuato nell'interesse di tutti. Sentenza destinata a fare giurisprudenza sul tema ambientale in questione, arrivata dopo 4 anni dalla prima udienza, anni in cui i vari enti territoriali e i parlamentari locali si sono spesi per portare il tema all'attenzione del governo. È importante che ora la popolazione danneggiata possa ottenere il giusto risarcimento e che le falde acquifere siano ripulite. In questo momento mi piace anche ricordare che sono stato il primo a portare all'attenzione del Parlamento e del Governo l'inquinamento da PFAS con una mozione depositata al Senato nell'ormai lontano novembre 2013, quando dell'inquinamento da PFAS ancora nessuno parlava e qualcuno addirittura lo negava. E sulla storica sentenza relativa all'inquinamento da PFAS è intervenuto anche Andrea Ferrazzi, il fondatore e presidente dell'associazione Persone Ecologia Reti. L'Alto Commissario delle Nazioni Unite Marco Sorigliana, in visita al Veneto, aveva definito l'inquinamento da PFAS il più grande inquinamento ambientale della storia d'Europa. E almeno 350.000 veneti contaminati profondamente da questa sostanza
che tra l'altro è causa di innumerevoli malattie, anche molto gravi, e una devastazione tra l'altro anche a livello sociale. Voglio ricordare qui le mamme PFAS che da anni combattono. Una sentenza storica, secondo appunto le mamme NoFAS, che ieri hanno dichiarato rappresenta una vittoria per il mondo e le associazioni che si battono a livello internazionale per i reati ambientali. Una valutazione che condivide Andrea Ferrazzi, ex parlamentare del PD e ora presidente e fondatore dell'associazione Persone Ecologia a Reti. Di Miteni e FAS, Andrea Ferrazzi si era occupato fin dall'inizio del grave inquinamento, non solo nella sua attività parlamentare. E quindi ieri è un primo tassello, è un tassello che inizia a fare un po' di giustizia, è un inizio di giustizia, perché poi riparare i danni dal punto di vista sanitario non sarà mai possibile, perché riparare i danni dal punto di vista ambientale non sarà mai possibile totalmente. E però è un inizio, non può essere la fine, ma certamente in questo è un buon inizio. Altro grave tema che resta sul tappeto è la questione delle bonifiche del sito della ex Miteni e della rete idrica contaminata. Si apre il capitolo sulle responsabilità di chi dovrà effettivamente farsi carico dei danni. Il pubblico ministero giustamente aveva attribuito tra i crimini commessi ai manager e proprietari dell'azienda Miteni anche reati di carattere fallimentare, in quanto l'accusa che poi è stata recepita dal giudice di ieri è che costoro avevano creato ad arte un fallimento per non rispondere poi dei risarcimenti e delle bonifiche. Qui stiamo parlando di bonifiche radicali che sono necessarie, ad oggi non ci sono, non c'è nemmeno il palancolato, le barriere idrauliche sono insufficienti. Il criterio è che chi inquina paga e quindi questa sentenza deve essere un primo punto di partenza per far sì che ognuno si assuma la responsabilità. Muore dopo una camminata in solitaria sulla Grappa, il suo corpo ritrovato questa mattina in un camper a Crespano. Macabra scoperta per un gruppo di escursionisti che nel parcheggio delle Meatte sul massiccio del Grappa in territorio comunale di Pieve del Grappa hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo all'interno di un camper. I testimoni hanno notato infatti le porte spalancate del veicolo e dentro una persona riversa a terra immobile. I turisti hanno provato a chiamarla, non ricevendo risposta hanno subito allertato il 118, ma quando i sanitari sono arrivati non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Loris Cuman, 53enne di Solagna. L'uomo, che abita all'estero dopo la separazione dalla moglie, era tornato in paese per trovare i figli e dimorava nel suo camper. Aveva raggiunto qualche giorno fa il Grappa per trovare refrigerio dalle alte temperature della pianura. Con ogni probabilità ne aveva approfittato per una camminata in solitaria sui sentieri del massiccio, a seguito della quale avrebbe accusato un malore che non gli avrebbe lasciato scampo. Sul posto, per i rilievi carabinieri che sono rimasti sul luogo del decesso fino a che il corpo non è stato recuperato dall'agenzia funebre. Sconvolta la comunità di Solagna, dove Cuman era conosciuto e ben voluto, si era allontanato da qualche anno dal comune della Valbrenta per raggiungere l'Europa dell'Est, dove si era trasferito, ma tornava in Italia appena poteva per trovare i suoi figli. La salma è stata portata all'obitorio dell'ospedale di Castelfranco Veneto in attesa della sepoltura. Il caldo da un lato, il violento temporale che ieri sera ha spazzato la Pedemontana provocando una violenta grandinata che ha colpito soprattutto Macerata, Orsago e Gaiarina, in particolare bersagliata la frazione di Francenigo. Chicchi di grandine come palline da tennis scese dal cielo sopra la Marca intorno all'ora di cena. Un temporale che, benché le previsioni non fossero promettenti, è arrivato all'improvviso. Colpita la zona di Macerata sul Piave, Orsago e quella di Gaiarine, Francenigo in particolare, la frazione più bersagliata. Questo è quello che resta dopo la grandinata. Siamo in strada Bocca de Cal, ad essere colpita un'abitazione di 2 signori di origine macedone. Tempesta, grandine, tanti, mezz'ora, anche più, piccoli, grandi, disturbo tutto rotto sopra. E l'avevate appena rifatto? Appena rifatto, noi siamo 2 anni fa, ultima quando è stata. Prima da un mese ho fatto casa, perché ho fatto fuoco prima, cambiato tutto, e dopo un mese quando coppi messo sopra ho fatto quella
2 anni fa, parlo, no? È fatto tutto rotto, cambiato nuovo e adesso dopo anni ancora nuovo e adesso bisogna fare nuovo, io non so cosa bisogna fare più. La casa che aveva preso fuoco, un incidente domestico, poi 2 anni fa la violenta grandinata che ancora è nei ricordi e negli occhi di tutti i gaiarinesi e i segni si vedono ancora su tante facciate. Quella volta era stato il tetto a subire danni, questa i pannelli fotovoltaici appena installati, oltre 20.000 euro la spesa andata in fumo. Ma soldi dove trovi? Dove trovi? Quello è il problema. No? Trovi, ti dà banca, ma bisogna tirare, non è quello. Non so. Io posso ringraziare mi ha aiutato negli anni, non so. Anche con credito, anche con la nostra via di là, anche comune. Da quanti anni siete qui? 30 anni sicuro. No, sono contento sì, perché ho aiutato tutti e non posso dire niente. La frana di Cancia, il temporale ha provocato lo scalzamento di una cisterna interrata, fuoriuscita di gasolio nel torrente Boite, al lavoro vigili del fuoco, protezione civile ed ARPAV. Nuovo allarme a Cancia, il forte temporale che ieri ha colpito il Cadore ha fatto scattare l'allarme, quindi accendere i semafori rossi che hanno bloccato il traffico sulla SS51 di Alemagna fino alle 21. Quando, dopo le verifiche dei vigili del fuoco, la strada è stata riaperta. A far scattare il dispositivo erano stati dei movimenti di materia in quota e i sensori avevano rilevato un'abbondante quantità di pioggia, ma per fortuna il fango è stato trattenuto dagli invasi già parzialmente svuotati. I semafori sono comunque scattati sul rosso sia sull'Alemagna che sulle 2 strade comunali e la pista ciclabile. In strade è arrivata soltanto dell'acqua, non rendendo necessaria nessuna opera di pulitura. A seguito della colata detritica si è però registrato lo scalzamento di una cisterna interrata con conseguente scivolamento verso valle. Tale evento ha comportato la fuoriuscita di gasolio che ha interessato il torrente Boite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che con personale della provincia, volontari della protezione civile e di ARPAV si sono adoperati per il posizionamento delle panne assorbenti. Gli idrocarburi sono stati bloccati alla diga di Bodo di Cadore che ha paratoie chiuse e da dove una ditta specializzata ha aspirato la nafta in superficie per portarla in un impianto di smaltimento. Ancora cronaca da Padova, il questore Marco Dorisio ha disposto 7 nuovi DASPO fuori contesto per 7 giovanissimi ritenuti socialmente pericolosi. I più piccoli hanno 15 anni, uno residente nella Bassa Padovana è responsabile di rapina ai coetanei di aver derubato un ride mentre era al lavoro, un altro a Montegrotto ha minacciato di massacrare di botte e ha rapinato una persona in strada, l'altro ancora invece ha aggredito le forze dell'ordine dopo aver rapinato alcuni coetanei. A Padova sono 7 i minori ritenuti socialmente pericolosi a cui sono stati notificati dal questore di Padova Marco Dorisio i DASPO fuori contesto per un periodo della durata da 5 a 2 anni. Il più grande di questi ragazzi ha 18 anni, poi ci sono 3 quindicenni, 2 sedicenni e un 17enne. Hanno tutti precedenti per rissa, lesioni, furto, stupefacenti e resistenza. Il provvedimento del DASPO prevede il divieto di accesso a tutte le manifestazioni sportive in ambito nazionale e per alcuni di loro anche il divieto di frequentare alcuni locali pubblici. È un provvedimento cautelare, ha una duplice finalità, quella di rendere magari consapevole il ragazzo, il minore in questo caso, del disvalore sociale della condotta che pone in essere e quindi responsabilizzarlo attraverso la consapevolezza del proprio agire, e dall'altro lato anche un'altra finalità sempre preventiva, cioè di interrompere, siamo ancora molte volte, si tratta di ragazzi nell'ambito della devianza con segnalazioni già per reati quali la rissa piuttosto che un'estorsione, lesioni, e quindi cercare di interrompere questo circolo nell'interesse dello stesso ragazzo perché rimanga nella devianza e non possa poi sfociare in un vero e proprio percorso di tipo criminale. I DASPO arrivano in un periodo in cui si registra in città e anche in provincia una recrudescenza di fenomeni di violenza tra giovani e giovanissimi trovati spesso a spacciare o protagonisti di risse anche con armi da taglio. Da inizio anno la questura di Padova ha emesso 258 DASPO.
Nell'anno giubilare una nuova iniziativa che porterà i pellegrini dalla Francia all'Italia ripercorrendo i cammini di Sant'Antonio. Con il passaggio del reliquario dalle mani del rettore della Basilica del Santo, padre Antonio Ramina, a quelle dei fratelli pellegrini, è iniziata l'iniziativa En route con Sant'Antonio, un cammino a staffetta di oltre 1300 chilometri tra l'Italia e la Francia. I 2 mesi di cammino a partire da oggi fino appunto al 21 di settembre. Ecco, si tratta di questa bella esperienza di pellegrinaggio che cerca di ripercorrere i passi francesi e poi italiani di Sant'Antonio. Sappiamo che Sant'Antonio stesso è stato un camminatore, un pellegrinante per portare il Vangelo, per visitare i frati, ha compiuto molti passi. Con l'itinerario parte da Brive, luogo antoniano, per arrivare appunto qui a Padova il 21 di settembre. Più di 2000 passi separano Brive, in Nuova Aquitania, dove il santo dimorò nelle grotte che ora portano il suo nome, a Padova, dove i pellegrini arriveranno il 21 settembre. Un percorso nato nell'ambito del progetto Antonio 800 e che permetterà ai pellegrini di confrontarsi con diversi tipi di percorsi. Abbiamo delle tappe significative, poi in realtà alcune cose si riescono a capire guardando un tracciato, altre la differenza lo fa il meteo, lo fa se c'è tanto asfalto, lo fanno altri aspetti, la compagnia a volte, no vabbè insomma, però noi con fiducia andiamo. Una testimonianza importante questa di quanto la devozione antoniana non abbia confini. Nonostante le grandi diversità tra le persone, tra le culture, tra i popoli, ecco, Sant'Antonio riesce a fare famiglia, a fare popolo, a fare comunione. Con l'augurio che noi facciamo ai camminatori è che questa esperienza possa essere un'esperienza di incontro con le persone, con gli altri, con se stessi, attraverso la condivisione, attraverso la preghiera, a volte anche attraverso le fatiche che non mancheranno, ma sempre sperimentando la vicinanza del Signore e l'intercessione di Sant'Antonio. È tutto per il TG del Veneto, grazie per essere stati con noi. Una buona serata, arrivederci.